malessere l'aveva spinta a recarsi al pronto soccorso di Monfalcone, dove gli esami effettuati non avrebbero fatto emergere nulla di grave. Tornata a casa è stata colta da un malore fatale, morta una ragazza di 18 anni. 2 anni e 6 mesi di reclusione, la pena inflitta in primo grado all'ex professore dello Stringer accusato di molestia nei confronti di 11 allieve. L'ex docente riconosciuto colpevole di 2 casi ha annunciato appello. Campo largo del centro-sinistra antagonista a Federica, nasce già Monco, l'appello oggi a Udine, mancavano terzo polo e Movimento 5 Stelle, candidato presidente arriverà tra 20 giorni. Raddoppio dei posti attuali di nuove strutture a Corredo come un hotel, una spa, impianti per gli allenamenti, ecco come cambierà il Palasport Carnera grazie a un investimento della Regione da 3 milioni di euro. Finale incandescente al Tegel di Lignano nel derby di Serie C, 2 reti a cavallo del 90°, Pordenone ribalta la gara contro la Triestina, ritrova sia la vittoria che la vetta della classifica. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli in apertura. Avete sentito dai titoli la cronaca, tragedia a Ronchi dei Legionari, sconvolta per l'improvvisa morte di una ragazza di 18 anni. Si chiamava Anisa Mamic, risiedeva con la mamma a pochi metri dal municipio, si è sentita male in casa, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Nelle ore precedenti il malore fatale, Anisa si era rivolta anche al pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone a fronte del malessere che avvertiva. Qui sarebbe stata sottoposta a tutti gli esami e accertamenti del caso, dai quali non sarebbe emerso nulla di preoccupante, poi il ritorno a casa e la tragedia. Sarà l'autopsia a stabilire perché la ragazza, che era diventata maggiorenne lo scorso 4 dicembre, frequentava lo IAL a Gorizia con l'obiettivo di diventare parrucchiera, sia poi spirata. In queste ore il cordoglio è enorme, c'è quello di chi l'ha conosciuta nel suo percorso scolastico allo IAL, dove si racconta di Anisa come di un'anima gentile e innamorata della vita, capace di vedere il bello in ogni persona, di sdrammatizzare i momenti più brutti grazie al suo carattere dolce e solare, felice di essere a scuola al punto da salutare ogni mattina con un sorriso anche tutti i professori. Poi c'è il dolore della sua città manifestata dal sindaco Mauro Benvenuto, il dispiacere è enorme, racconta una tragedia difficile da descrivere. La famiglia di Anisa è di origine bosniaca, la ragazza era ben inserita nella nostra comunità, non ho parole, dice il sindaco, ed è del tutto ingiusto morire a quell'età. Vicinanza alla famiglia venne manifestata anche dal parroco della chiesa di San Lorenzo a Ronchi, Monsignor Ignazio Sudoso. Ancora cronaca, erano accusati di omicidio colposo per la morte di Roberto Pantaleo, deceduto a Trieste nel 2017 per un problema cardiaco. Il Tribunale di Udine ha assolto 2 infermieri della Sores di Palmanova. Sentiamo. Il fatto non costituisce reato. Con questa formula il Tribunale di Udine ha assolto dall'accusa di omicidio colposo 2 infermieri della Sores per la morte di Roberto Pantaleo, deceduto all'età di 56 anni l'8 maggio 2017 in pieno centro a Trieste. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha così prosciolto un uomo di 48 anni di Ronchi dei Legionari e una donna di 52 anni di Gorizia. Quel giorno Pantaleo si accasciò al suolo in piazza Vittorio Veneto per un problema cardiaco. Secondo l'accusa, l'uomo morì a causa del ritardo con cui arrivarono i soccorsi, attribuito alla negligenza con cui 2 infermieri gestirono le 2 chiamate arrivate alla centrale di Palmanova. L'uomo perdendo tempo con domande inutili o non pertinenti durante la prima chiamata, la donna allertando il gestore delle ambulanze 2 minuti dopo la fine della seconda telefonata. I sanitari arrivarono sul posto e praticarono le manovre di rianimazione cardiopolmonare che per il PM, se fatte in tempo, avrebbero salvato la vita al malcapitato, solo dopo 15 minuti la prima telefonata al NUE. È la conclusione che ci aspettavamo, dicono i difensori, gli avvocati Andrea Benvenuti e Alberto Tofful, sin dall'udienza preliminare. Già in incidente probatorio, i periti nominati dal GIP di Trieste avevano escluso la responsabilità dei nostri assistiti. Il ritardo dei soccorsi, concludono, non era attribuibile a loro. 2 anni e 6 mesi di reclusione, la pena inflitta all'ex professore dello Stringer accusato di molestia nei confronti di 11 allieve tra il 2016 e il 2018. L'ex docente è stato riconosciuto colpevole solo per 2 casi.
Furono 2 e non 11 le minori molestate dal professore dello Stringer di Udine tra il 2016 e il 2018 durante l'orario scolastico. Lo ha stabilito il Tribunale di Udine, che questo pomeriggio ha condannato per violenza sessuale l'ex docente dell'istituto udinese di via Monsignor Nogara a 2 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo, ex professore di Sala Bar di 64 anni, è stato riconosciuto colpevole per 4 capi di imputazione su 22 e assolto in tutti gli altri casi perché il fatto non costituisce reato. Il PM, Elena Torresin, aveva chiesto 11 anni di reclusione. In particolare, l'ex docente approfittò della sua posizione per palpeggiare il sedere e il seno delle 2 ragazze, anche con la scusa di sistemare loro la divisa. L'uomo si era difeso in aula sostenendo che si trattò di contatti fisici fortuiti mentre insegnava loro i giusti comportamenti e il corretto abbigliamento da tenere durante il servizio. Il mio assistito, commenta l'avvocato Stefano Comand, è stato condannato per gli unici 2 casi in cui le vittime non erano in classe ma nell'ufficio del professore. Su questo aspetto andranno lette le motivazioni in sentenza. Si è trattato di fraintendimenti che contiamo di chiarire in appello. Rimane il fatto positivo, conclude che tutti gli episodi contestati come venuti in classe sono stati giudicati insussistenti. Un militare di 59 anni è stato riconosciuto vittima del dovere per esposizione all'amianto. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Trieste, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. L'appuntato scelto, Marco Sedda, oggi in forza alla guerra di finanza, fu vittima del dovere per esposizione all'amianto. Lo ha riconosciuto la Corte d'Appello di Trieste, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Il Tribunale del capoluogo regionale aveva ritenuto che non fossero stati forniti elementi concreti della presenza di amianto sul luogo di lavoro. A renderlo noto è stato il presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, l'avvocato Ezio Bonanni, che ha assistito il militare. Sedda, oggi 59enne, fu esposto alla fibra killer presente nei motori e nelle coinventazioni degli elicotteri in dotazione all'esercito e alla guardia di finanza tra il 1984 e il 1990 mentre era in servizio ad Alghero e dal 2002 al 2008 mentre si trovava nella caserma Campo Marzio a Trieste. A causa dell'asbesto, dice il legale, il militare ha contratto ispessimenti pleurici, placche pleuriche e una sindrome delle apnee ostruttive di lieve entità. La Corte d'Appello ha accertato il diritto del 59enne a essere inserito nell'elenco delle vittime del dovere per i benefici di legge e ha condannato i ministeri dell'Interno, della Difesa e dell'Economia al pagamento dei danni. Sedda potrà anche ottenere il prepensionamento e le maggiorazioni sull'importo dei ratei pensionistici. Voltiamo pagina, la Regione ha assegnato al Comune di Udine 3 milioni di euro per far partire il nuovo progetto del Palasport Carnera. Grazie all'unione di investimenti pubblici e privati, la Casa Udinese dello Sport diventerà un centro multifunzionale all'avanguardia. Vediamo. È un progetto milionario quello che cambierà completamente il volto del Palasport Primo Carnera di Udine. Entro il 2026 la casa del basket udinese si trasformerà in un palazzetto multifunzionale con spa, alberghi, sala congressi e 2 diversi campi, raggiungendo i 7.000 posti di capienza. Questo palazzetto sarà rinnovato nel make-up interno, ma di fatto troverà molte altre novità nel contorno, quindi un altro campo da basket più piccolo sia per gli allenamenti che per le squadre minori e dei servizi, se vogliamo chiamarli così, aggiuntivi a una cittadella dello sport, quindi una nuova palestra, una spa, un albergo importante che potrà soddisfare le esigenze delle squadre che arrivano, ma vuole essere anche un punto di riferimento in una zona di stradale molto importante per la città di ospitalità in più che forse oggi a livello business manca. Un primo passo verso un'opera straordinaria per la nostra città. La Regione recentemente con l'ultima legge finanziaria ha dato un importante contributo in favore del Comune di 3 milioni di euro e questo è il primo passo verso la realizzazione di un'operazione fondamentale e che renderà la città di Udine un unicum a livello nazionale, quindi con uno stadio nuovo, adeguato alle esigenze del mondo del calcio e con un palazzetto dello sport che sarà ovviamente la casa del basket cittadino. Udine dimostra di avere forza nell'essere capace di attrarre investitori privati. Ovviamente questo è il momento in cui anche l'amministrazione ringrazia questi investitori che sono in grado di portare avanti un'operazione così importante. La rinascita di Borgo Stazione a Udine, grazie anche alla riqualificazione di Casa Burgart, la struttura garantirà servizi di qualità per il benessere dello studente, potrà ospitare circa un centinaio di ragazzi. Oggi la presentazione del progetto.
Nuova vita per Casa Burgart. Il palazzo di fine Ottocento potrà ospitare circa un centinaio di studenti. Nel nuovo studentato universitario saranno garantite manutenzione degli spazi comuni di aggregazione, composti da sala studio, sale relax, una palestra, un ampio giardino, 40 posti auto e cantine per ogni unità abitativa. Una struttura che garantisce servizi di qualità per il benessere dello studente. Garantisce alla città di Udine di avere un ulteriore studentato a disposizione degli studenti universitari e degli studenti che si iscrivono agli ITS. L'investimento per questo immobile per un affitto di 10 anni è circa di 8 milioni e 6. La metà è garantita dai fondi del PNRR. Siamo riusciti anche nel 2022-2023 a coprire il 100% del fabbisogno degli studenti meritevoli ed aventi bisogno. Si riqualifica la zona di Borgo Stazione, un'area frequentata da gente di tutto il mondo che ora troverà una nuova primavera. Che risposta dà a quegli studenti che però dicevano di non volere lo studentato qui? Senz'altro con questo edificio così ben attrezzato, così moderno, anche con le sicurezze che sono state messe e con ulteriori lavori che verranno realizzati, senz'altro avranno soddisfazione di vivere in un luogo dove hanno i servizi a portata di mano, la stazione dei treni, la stazione dell'autocorriere che permette a loro di muoversi con grande facilità e attaccati poi al centro della città. Torniamo alla cronaca. Un uomo di 36 anni è stato soccorso questa mattina dopo essere stato colto da un grave malore in un'azienda di Pordenone. Le persone che erano con lui in quel momento, che lo hanno visto perdere i sensi, hanno chiamato subito i soccorsi. Sono state loro a praticare la rianimazione guidate dall'infermiere del Sores fino all'arrivo dell'equipe sanitaria. A quel punto l'uomo è stato intubato e trasportato all'ospedale di Pordenone, dove fortunatamente il suo cuore ha ripreso a battere. 2 aggressioni ai danni di altrettanti baristi si sono verificate a Trieste. In entrambi i casi i barman sono stati feriti dopo aver provato a allontanare dai loro locali clienti in evidente stato di ebbrezza alcolica. Il primo grave episodio è avvenuto alla Isha Snack Bar il 6 novembre scorso. Qui 3 giovani avventori di origine balcanica, dopo aver litigato con i gestori, si sono vendicati lanciando una molotov contro la vetrina del locale. Il terzetto è poi stato identificato e denunciato. Secondo episodio è avvenuto il 16 dicembre in un bar di via Economo ai danni di un collaboratore di un locale, in questo caso un cliente che pretendeva nuove consumazioni nonostante il suo stato psicofisico ha reagito sfregiando il barista con un coccio di vetro. Inutile la successiva fuga tentata dall'aggressore. La polizia lo ha rintracciato nel vano delle scale di una palazzina nel quale si era abusivamente introdotto. L'uomo, un 28enne residente in Puglia, è stato quindi ammanettato per lesioni. La questura di Udine ha disposto 7 giorni di chiusura per una nota discoteca del capoluogo friulano, all'esterno della quale domenica scorsa un minorenne è stato trovato a terra in uno stato di grave alterazione psicofisica. Il giovane era stato poi soccorso e trasportato al pronto soccorso, dove è stato poi curato per abuso di sostanze alcoliche. Il questore ha emesso un provvedimento urgente di sospensione nei confronti del locale, già teatro dell'ultimo anno di liti e risse, spesso scoppiate a causa dell'abuso di alcol. Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito questa mattina dopo essere uscito fuori strada con la sua auto a Colloredo di Prato. Queste le immagini nel comune di Pasan di Prato. L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba lungo la provinciale 60 bis. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la vettura è carambolata oltre il fosso finendo in un campo. Il giovane, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine. La politica, il campo largo del centro-sinistra, antagonista a Fedriga, nasce già monco di alcuni protagonisti della politica. All'appello oggi mancavano Terzo Polo e Movimento 5 Stelle. Il candidato presidente arriverà tra una ventina di giorni. Sentiamo il segretario del PD, Renzo Oliva. Candidato presidente quando uscirà fuori? Ma noi ci siamo posti l'obiettivo di farlo entro la prima metà di gennaio. L'annuncio al termine della prima tavola rotonda di quello che dovrebbe essere il campo largo del centro-sinistra regionale, che nasce però già monco. Se da una parte non mancano le civiche, Il Patto per l'Autonomia, Civici FVG, Open, Unione Slovena, Alleanze Verdi di Sinistra, Articolo 1, più Europa. Dall'altra sono evidenti le assenze del Terzo Polo del Movimento 5 Stelle. Il Terzo
Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle avranno accesso a tutte le informazioni, i gruppi potranno parlare con chiunque, se riterranno di avvicinarsi e di far parte lo faranno sapere e il tavolo ne prenderà atto. Il PD e il centro-sinistra non si sentono però sconfitti in partenza, ma promettono battaglia. Federica è battibile e come eventualmente? Noi facciamo la nostra parte, tutti sono battibili, non c'è nessuno al mondo che non è battibile e noi facciamo la partita. L'occupazione e l'economia, il ricorso agli ammortizzatori sociali nei primi 9 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019 è aumentato del 150%, passando da 3.200.000 a 8 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria. A evidenziare la situazione sono il segretario regionale UIL del Friuli Venezia Giulia Matteo Zorn e il segretario con delega all'industria Ezio Tesan, in un'analisi del settore industriale manifatturiero regionale. A soffrire di più sono le industrie chimica, energia, tessile e gomma plastica che registrano un complessivo calo degli ordinativi. Nell'industria meccanica invece si evidenziano fermate produttive nel periodo di fine anno di intere fabbriche. Chi teme una nuova ondata di chiusura, soprattutto per le piccole e medie attività, il comparto del turismo è il più colpito dalla pandemia. Il commercio vede sempre a rischio le piccole realtà, invece i rincari dovuti a pandemia e energia favoriscono la grande distribuzione. Ammonta a 158.000 euro l'accordo RAR per tutto il personale di ARCS, siglato dopo una lunga trattativa con la direzione aziendale. A dare notizia del risultato raggiunto insieme ad altre sigle sindacali sono la WILF, FPL e il Nursind, per i quali si tratta di un segnale molto importante nei confronti di tutti i dipendenti, che apre la strada anche per il futuro a una programmazione di progettualità che potrà gratificare tutto il personale sia sanitario che amministrativo. ARCS ha da poco bandito il concorso pubblico per 639 infermieri da assegnare alle aziende regionali. WIL, FPL e Nursind hanno già iniziato una campagna di sensibilizzazione che parte dall'università fino ad arrivare al personale che lavora nelle strutture private. Voltiamo pagina. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, nel messaggio di Natale di quest'anno invita a riflettere sulla strada da percorrere che è la Via Santa partita da Betlemme inaugurata da Gesù. La via ha forgiato la civiltà europea, la civiltà friulana, partendo da Aquileia, ma le carte costituzionali dell'Unione Europea non riconoscono le radici cristiane del nostro continente. Sentiamo. Parte da una riflessione su una delle più significative profezie di Isaia: ci sarà un sentiero e una strada che la chiameranno Via Santa, nessun impuro la percorrerà. Il messaggio di Natale dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. La via inaugurata da Gesù è santa perché non è stata ideata da intelligenze umane. Carissimi fratelli e sorelle, colgo l'occasione e ringrazio di Telefriuli per farvi giungere un sincero e sentito messaggio di un sereno Natale e anche di una partenza per l'anno nuovo sostenuti da una certa speranza. Forse può sembrare non facile perché le paure, ma specialmente le preoccupazioni che si prolungano nel tempo, quindi mettono più a prova i cuori, le sentiamo tutti. Ma è proprio qui che dobbiamo sostenerci per ritrovare una via di speranza. E la via di speranza ce l'offre proprio il Natale. Gesù ha aperto quella che io chiamo, non io, il profeta Isaia ha chiamato Via Santa. Nei secoli recenti si sono diffuse forti tentazioni a deviare dalla Via Santa partita da Betlemme, tra questi il rifiuto di riconoscere nelle carte costituzionali dell'Unione Europea le radici cristiane del nostro continente. Negare questo vuol dire negare la storia. Allora io dico, vabbè, lasciamo stare tutte le polemiche che ci sono state, ecco, io dico, miriamo all'essenziale. Vediamo dove ci è arrivato anche in tempi molto difficili una prospettiva che ha sostenuto le persone a non perdere la speranza. Però bisogna riscoprirla. Ecco, e su questa il mio invito, il mio augurio è quello di dire camminiamo insieme. Bene, auguri, buone feste e la benedizione del Signore.
Grazie ai fondi della Protezione Civile regionale e alla generosità dei cittadini è stato compiuto un importante intervento di recupero dell'area archeologica di Ovaro, che era stata colpita pesantemente dal Vaia. Sentiamo. L'area archeologica e il fonte battesimale della chiesa di San Martino Vescovo a Ovaro, danneggiati nel 2018 dalla tempesta Vaia, tornano all'antico splendore dopo un sostanzioso intervento di recupero e restauro. I lavori, coordinati dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, sono stati presentati a Palazzo Clabassi a Udine. Contro l'area archeologica avevamo una muraglia di ramaglie, legno, di tutto e poi tantissimo fango. Quindi è stato tolto tutto, i detriti, il fango, e dopo è stata anche l'occasione per un restauro, un ripristino di tante cose, per esempio i vetri trasparenti che in chiesa permettono di vedere il fonte battesimale sottostante sono stati completamente recuperati perché erano ammalorati. A finanziare le opere sono stati la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia con 145.000 euro e la generosità dei privati. Abbiamo visto che c'è una generosità in ogni momento di difficoltà. C'è stato in occasione di Vaia, c'è stato in occasione della pandemia. Questa terra, come si suol dire, non dimentica. È stata colpita duramente, si è rialzata, ha avuto l'aiuto direi senza confini e in ogni occasione è pronta a restituire parte di quello che ha avuto. Il Comune di Udine ha consegnato 4 borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli. I fondi sono stati trovati grazie alle rendite del lascito della famiglia di Toppo Wasserman, ereditato dal Comune più di un secolo fa. 4 borse di studio da 5.000 euro ciascuna. E questo è il dono che il Comune di Udine ha voluto fare agli studenti meritevoli della città e della provincia grazie alla rendita del lascito della famiglia di Toppo Wasserman, che oltre un secolo dopo la scomparsa continua a fare il bene di Udine. Questa è una borsa di studio abbastanza recente, ma che si richiama alle volontà, quindi si tratta di studenti meritevoli, chiaramente con un ISEE familiare non ricco, ecco, perché questa è la finalità, e residenti nella provincia di Udine, quindi è stata rispettata quella che era la volontà di questo grande filantropo dell'Ottocento. È stato una grande persona il conte di Toppo, perché ha lasciato un grosso patrimonio, prima alla provincia, poi al comune, adesso tutto il comune di Udine, che noi amministriamo, e questo patrimonio produce degli utili che vengono poi riversati agli studenti attraverso queste borse di studio. È una cosa importante, siamo contenti di dare a questi ragazzi la possibilità di migliorare le loro capacità anche di poter studiare con più soddisfazione, avendo a disposizione anche una somma di denaro che li aiuta negli studi. Andiamo a Gorizia, dove i giardini pubblici cambiano volto. Al via i lavori di riqualificazione del polmone verde centrale della città, costo dell'intervento 300.000 euro. Al via la riqualificazione dei giardini pubblici di Gorizia. Il Comune ha dato infatti l'ok ad un progetto da 300.000 euro di riordino del polmone verde. Prevista la sistemazione di viali e controviali pedonali, nei quali il ghiaino sarà sostituito con una pavimentazione in terra battuta, garantendo così una tenuta al passaggio dei mezzi di servizio. Per quanto riguarda il verde e le aiuole tondeggianti che compongono la parte romantica ed esotica dei giardini pubblici, si prevede una rimozione degli arbusti ormai in cattivo stato. Verranno inoltre valorizzate maggiormente la magnolia monumentale, le palme di diversa varietà e le piante di yucca. Avevamo programmato questo intervento, spiega il sindaco Rodolfo Ziberna, già prima di sapere che Nova Gorizia e la nostra città sarebbero diventate capitale europea della cultura, e tanto più oggi questa intenzione va portata avanti. Quella dei giardini è un'area stupenda nel suo insieme e ritengo abbia tutte le caratteristiche per diventare uno dei cuori pulsanti in chiave turistica per il 2025. A questo primo lotto ne seguiranno altri, a completamento della riqualificazione dei giardini pubblici, togliendo l'asfalto dai controviali e abbellendo ulteriormente l'interno. Vogliamo far diventare l'area verde un elegante salottino. Ziberna inoltre annuncia come dopo la riqualificazione dei giardini, Storia, manifestazione di richiamo ospitata abitualmente in quel sito, andrà rimodulata negli spazi in accordo con gli organizzatori. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo mese di aprile.
Posata a Monfalcone, la prima pietra della nuova casa per l'autismo, totalmente ecosostenibile, ospiterà laboratori, una sala polifunzionale e spazi dedicati a chi soffre di questo disturbo. Nascerà in via Romana a Monfalcone la nuova casa per l'autismo, un centro diurno frutto della collaborazione tra l'associazione Voi Come Noi, il Comune e Acegas APS AMGA. La struttura sorgerà su un terreno di 1800 metri quadrati. 850 saranno destinati a giardino, orto e alberi da frutto, mentre sui restanti 950 sarà costruito un edificio a 2 piani, dove saranno ospitati dei laboratori, una sala polifunzionale per le attività motorie e poi, in un secondo momento, saranno realizzate anche delle residenze per le famiglie di bambini affetti da autismo. Sono 271 i minori autistici seguiti da Asugi nell'Isontino. L'obiettivo è quello di creare una nuova residenzialità inclusiva che eviti l'isolamento dei nostri ragazzi e li faccia integrare nella comunità dove vivono. Abbiamo creato un progetto di edificazione di un nuovo sito a disposizione di questi ragazzi con il problema dell'autismo. Nascerà un fabbricato completamente efficiente dal punto di vista energetico, moderno dal punto di vista della vivibilità. L'avvio di un sogno, perché questa struttura che oggi vede proprio la partenza sarà una sede per giocare, per integrarsi per tutti i bambini e i ragazzi, ma anche le loro famiglie che sono toccate dallo spettro dell'autismo e sono numerosissime. Sono festività ricche di eventi ed attrazioni, quelle che caratterizzano Rivignano Teor. Oltre a luminarie, concerti, proiezioni di film, il Comune in collaborazione con le associazioni paesane sta spingendo molto sulla vigilia di Natale con l'arrivo di Babbo Natale e una rappresentazione vivente del presepe. Andiamo a vedere. Meno luminarie ma più eleganti, organizzazione di eventi a ridosso del Natale sino all'Epifania, spingendo sugli acquisti nei negozi di Rivignano Teor con la rappresentazione a ridosso del Duomo dopo la messa di mezzanotte a Natale. Saranno giorni intensi, pieni di attività e quindi l'appello è a venire a trovarci. Stasera per esempio all'auditorium i ragazzi del camp proporranno un esilarante spettacolo teatrale, ma sabato, dopodomani, la vigilia di Natale, tutto il giorno, il pomeriggio, animazione con la Proloco, arriverà Babbo Natale e la sera siamo proprio qui davanti alla realizzazione dal Dring e dell'Aide. Ci sarà dopo la messa di mezzanotte il presepe vivente e di nuovo la Proloco a offrire il brulè. E poi la prossima settimana, ogni sera, lunedì, il concerto della banda musicale Primavera mi viene in mente. Giovedì 29 un cinema molto interessante, il regista di origine rivignanese di Flambruzzo, Marco D'Agostini, proporrà alcune opere premiate che raccontano le tradizioni del Friuli. Le oltre 50 attività commerciali sparse sul territorio stanno mettendo in vetrina il meglio della loro offerta. Al termine del notiziario Lo Sport, non mancate con la notizia del rocambolesco finale tra Triestina e Pordenone, derby vinto dai Ramarri per 2-1, vinceva la Triestina fino al 90°, poi alla fine il Pordenone ha ribaltato la gara con la Triestina che a questo punto rimane sempre più sola in fondo alla classifica. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro a tutti buona serata.